ricettina da sballo: salsicce, patate e carciofi. Voilà. Tagliamo a pezzettini le salsicce. Voilà. Allora, uno spicchietto d'aglio, un po' di olio e facciamo soffriggere le nostre salsicce. Ci prepariamo un po' di vino. Voilà. Allora, rosolate bene le salsicce, quasi bruciacchiate. Adesso abbiamo messo le cipolle e subito dopo abbiamo messo un bel bicchiere di vino che facciamo comunque sfumare. Quando si sta sfumando, un po' di sale, un po' di pepe, un po' di aromi, un po' di prezzemolo, quello che volete voi, e ci andiamo a mettere le patate. In questo caso qua le patate però sono già state bollite, perché io le bollisco una volta a settimana, 2-3 kg di patate, e durante la settimana le adopere. Le potete conservare benissimo in frigo così normalmente, si mantengono tutta la settimana e quindi senza che dovete riscaldare e che fare le patate, le avete già pronte. E quindi facciamo sfumare un po' il vino e dopo andiamo a sfumare bene il vino. Dopodiché andiamo ad aggiungere le nostre patate. Aggiungere le nostre patate, un altro po' di sale, un altro po' di spezie e alla fine i carciofi. In questo caso qua sono carciofi sott'olio già fatti, però comunque potete prendere tutti gli ingredienti che volete, perché io in poche parole ho 20 minuti di tempo, quindi con gli ingredienti freschi non arriverei mai a fare tutto. È rimasta un'altra patata, ma la sbuccio. Allora, vedete le cipolle come stanno venendo belle caramellizzate? Questo è l'effetto, perché adesso che andiamo a mettere le nostre patate si amalgamano bene con il resto. Belle! Logicamente una padella è pesantuccia. E quindi facciamo cuocere le nostre patate. Questa patata ormai si è nascosta qua dietro, ma la buttiamo ovviamente. Allora, e quindi abbiamo aggiunto anche un po' di peperoncino, un po' di prezzemolo, un po' di tutte queste erbette che sono composte nelle confezioni qui. Quindi peperoncini, erbette varie per la carne e pesce. E quindi facciamo cuocere. Potremmo anche aggiungere un po' d'acqua, ma nel frattempo andiamo ad aggiungere anche dei carciofi e delle foglioline di basilico fresco. Voilà, abbiamo aggiunto quindi anche carciofi e basilico. Ora, se voi lo volete umido questo piatto, allora aggiungete dell'acqua o del brodo, e quindi lo aggiungete, coprite tutto e fate cuocere fino a quando non si scioglie tutta l'acqua e quindi rimane poi questa crema fatta con le patate e quindi anche le salsicce. Se invece se la volete così un po' grigliata, un po' ferma e non la volete in umido, quindi di tanto in tanto girate per evitare che le cipolle poi si bruciano, però facciamo cuocere bene le patate che in fin dei conti sono già cotte. Quindi se la volete rimanere così è buonissimo lo stesso. In umido è più per l'inverno, noi siamo nel periodo estivo, quindi non è che ci azzecca tanto, quindi farla così è simpatica, molto simpatica. Voilà. Non è una grande cosa da vedere, è un impiattamento che fa cagare, però comunque è molto sfizioso. In poche parole è tutta roba fresca, in fin dei conti. Le salsicce sono fresche, le patate sono state fatte, sono messe in frigorifero, i carciofi sono quelle che sono sott'olio. Diciamo che questo è un modo di trovare un modo veloce di fare un qualcosa e magari avete già gli ingredienti a casa, quindi non sapete cosa fare, quindi fate queste cose che comunque a mio modesto parere è veramente buonissimo. Parla ancora più simpatico, mettete della pasta, il colmo. Ok, allora ciao ciao a tutti ragazzi, seguitemi per altre ricette. Ciao ciao.